Buonasera da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. Palermo, muore una bambina di 11 anni portata dai familiari in ospedale. La piccola malata è paralizzata, potrebbe avere ingerito benzina a casa. La procura apre un'inchiesta ma esclude l'omicidio. Il comune attiva il servizio di assistenza per la famiglia. La Sicilia devastata dai roghi. In 2 giorni completamente distrutti boschi e riserve naturali. Il Codacons chiede il commissariamento dell'isola. Bloccata dall'esercito israeliano l'imbarcazione diretta a Gaza con viveri e aiuti, a bordo anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo che invoca l'aiuto del governo per il rilascio. L'hotel gestito dal nipote di Giovanni Brusca a Palermo. La Commissione Nazionale Antimafia si occuperà della vicenda che ha scatenato la polemica. Aperta a Patti nel Messinese la prima casa di comunità d'Italia. La nuova struttura della riforma ospedaliera garantisce assistenza H24. A Giancarlo Giannini il premio alla carriera del Gattopardo Cinefestival di Cimmina. Ogni volta che torno in Sicilia, dice, scopro qualcosa di nuovo. Calcio, mentre il Palermo è alle ultime battute del ritiro in Valle d'Aosta, sul fronte mercato arriva l'ufficialità del difensore Bani. Riflettori ancora puntati e futuro non definito sul portiere Alfred Gomis. Serie C, in arrivo per il Catania il difensore austriaco Martic. C'è attesa per i calendari di Serie C che verranno resi noti domani alle 12. Ancora ben trovati e andiamo subito a Palermo per la vicenda tristissima della piccola Maria. La bimba, 11 anni, è morta molto probabilmente, secondo gli investigatori, per una tragedia domestica, un incidente domestico. La piccola avrebbe bevuto della benzina. Marco Gullà. Al momento è esclusa la pista dell'omicidio. La piccola Maria, di 11 anni, sarebbe morta a causa di una terribile tragedia domestica. Tutto succede nella serata di ieri in una casa di via Tirassegno a Palermo. Maria soffriva di una grave patologia che le impediva di muoversi. All'improvviso si sente male. In casa c'è la madre e i fratellini. Viene immediatamente portata all'ospedale Bucchieri La Ferla, ma la piccola non ce la fa. Arriva al nosocomio in condizioni disperate, con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul collo. Inizialmente non si esclude nulla, poi però viene sentita la madre e successivamente il compagno, e allora i contorni della tragedia si fanno sempre più chiari. Una delle piste che sarebbero seguite al momento dagli investigatori è infatti quella che la piccola avrebbe trovato in casa una bottiglia contenente benzina, avrebbe bevuto, e da qui la presenza di tracce sui vestiti. Subito dopo la madre sarebbe accorsa per cercare di bloccarla e salvarla, ed ecco quindi i segni sul collo. Potrebbe essere stato anche uno dei fratellini ad aver fatto bere la sostanza tossica a Maria. La undicenne viveva assieme alla madre, al compagno e appunto ai 4 fratellini, ed è sul fatale errore di uno di questi ultimi che ci si concentra. Se così fosse, bisognerà valutare eventuali colpe per il mancato controllo sui minorenni. È stata disposta l'autopsia che verrà eseguita al Policlinico. L'esame accerterà le reali cause della morte della piccola. L'appartamento dove viveva Maria è sotto sequestro. Gli agenti di polizia hanno trovato e sequestrato anche una bottiglietta di benzina. La procura dei minori, in attesa che si completino gli accertamenti, ha trasferito gli altri figli della donna in una casa famiglia. Sono stati presi in carico dai servizi sociali del comune che si sono attivati nel cuore della notte. E adesso alla grave situazione degli incendi in Sicilia, 380 in sole 48 ore che hanno devastato, che hanno distrutto riserve naturali, costretto 70 famiglie a fuggire. Il Codacons intanto chiede il commissariamento dell'isola, ma sentiamo Eva Spampinato. Una Sicilia devastata, piegata dal fuoco, dalla rabbia e dalla consapevolezza di non riuscire a fermare la mano dell'uomo che distrugge. In appena 48 ore, oltre 380 incendi hanno ridisegnato la mappa dell'isola, 2500 ettari di boschi e campi agricoli andati in fumo, 5 riserve naturali distrutte, 70 famiglie evacuate. L'ultimo rogo in ordine di tempo sta interessando il bosco di Burgio, nell'Agrigentino, proprio vicino al territorio di Caltabellotta e Cianciana, dove
dove fino a poche ore fa sono state domate altre fiamme. E mentre Canadair e volontari combattono in condizioni estreme, come a Sciacca, dove un aereo, lo vedete, ha dovuto rifornirsi direttamente nel porto a causa del mare agitato, monta la rabbia. La sughereta di Niscemi, Montecofano, la riserva dello Zingaro, nomi che evocano bellezza, oggi devastati da fiamme che non risparmiano nulla. Colpite le province di Trapani, Palermo, Enna e non solo, un'emergenza senza tregua. Il Codacons chiede il commissariamento dell'isola, la regione è impreparata, denuncia, e ogni estate assistiamo allo stesso disastro. Diverse procure intanto aprono inchieste perché dietro le fiamme, spesso, forse nella maggior parte dei casi, c'è una mano dolosa o colposa. Nella notte soldati israeliani hanno fermato un'imbarcazione e bloccato gli attivisti che erano a bordo, tra loro anche il messinese Antonio Mazzeo. Stavano portando cibo, beni essenziali in Palestina. Francesco Triolo. C'è anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo tra i fermati a bordo di Andala, l'imbarcazione gestita dal movimento filo-palestinese Freedom Flotilla, diretta a Gaza per portare cibo e beni medicinali. Nella notte, quando la barca era a circa 50 km dalla costa egiziana, soldati israeliani sono saliti a bordo per prenderne il controllo. L'arrivo dei soldati israeliani è stato testimoniato in diretta sui social media. La trasmissione mostrava attivisti filo-palestinesi seduti sul ponte con le mani alzate. Antonio Mazzeo, sul suo profilo Facebook, ha condiviso un video registrato prima dell'irruzione. Siamo stati intercettati in mare e io sono stato preso dai militari israeliani o militari di un paese complice del genocidio palestinese. Io faccio appello ai miei compagni, amici, parenti, a tutti di fare pressione sul governo italiano affinché venga chiesto il rilascio mio e di tutti sull'Andala il prima possibile. Gli attivisti sono stati identificati e verranno rimpatriati. Si era mosso anche il sindaco di Messina Federico Basile, che ha annunciato per domani la convocazione di una seduta urgente della Giunta per sollecitare l'attivazione della diplomazia internazionale per ottenere l'immediata liberazione del professore Antonio Mazzeo e degli altri attivisti. E sulla vicenda il ministro degli esteri Tajani ha parlato con il suo omologo israeliano Sahar, che ha fatto sapere che i due attivisti avranno due opzioni: o firmare una dichiarazione per andare in aeroporto e lasciare il paese, o venire fermati presso una struttura detentiva locale con rimpatrio forzato nei prossimi 3 giorni. Un hotel confiscato alla mafia adesso è in gestione a un nipote di Giovanni Brusca. Scoppia la polemica a Palermo, ma la scelta è stata fatta dal tribunale e la società che gestisce anche altre strutture ha tutte le carte in regola e adesso arriverà a controllare questa vicenda anche l'occhio dell'antimafia nazionale. Manlio Viola. La Commissione Nazionale Antimafia si occuperà della vicenda del noto albergo del centro di Palermo confiscato alla mafia e dato in gestione al nipote del boss Giovanni Brusca. Si chiama Hotel Garibaldi e dal 2021 è nelle mani della Cribea SRL di Giorgio Cristiano, appunto nipote di Brusca, l'uomo delle stragi da Rocco Chinnici a Giovanni Falcone, nonché assassino del piccolo Di Matteo, che da giugno però è tornato in libertà. Ad annunciarlo è il vicepresidente della Commissione, Mario Dattis, che ferma restando la fiducia nel percorso di assegnazione chiederà gli atti al Tribunale di Palermo e all'Agenzia dei Beni Confiscati per comprendere come si sia arrivati a questa scelta. Giorgio Cristiano in ogni caso non ha precedenti penali né legami con la mafia dimostrati e la sua società è qualificata per la gestione alberghiera, avendo avviato nel 2020 l'attività di gestione di un bed and breakfast nel cuore della città. Ad assegnarlo alla società, la Cribea appunto, è stato il Tribunale di Palermo col parere favorevole della Procura, della Questura e dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Da quel momento la Cribea ha fatto un salto di qualità e ora gestisce anche un altro albergo, l'Hotel Vecchio Borgo, mentre un altro componente della famiglia Cristiano, Salvatore, cognato di Brusca, gestisce anche l'Hotel Astoria Palace, sequestrato nel 2016 ma poi restituito perché l'accusa non poté dimostrare i rapporti ipotizzati fra il gruppo Hotel Ponte e il costruttore Salvatore Sveglia. Tutto a norma di legge quindi, ma questo non impedisce la bufera di polemiche e adesso l'approfondimento annunciato dalla Commissione Antimafia. Intanto scoppia anche un'altra polemica nella polemica. L'inchiesta giornalistica non andrebbe attribuita a Fanpage, che avrebbe utilizzato materiale proveniente dal documentario Una brusca faccenda, realizzato dal progetto indipendente Lamia, che ora ne rivendica la paternità.
Voltiamo decisamente pagina, è l'ultima domenica di luglio, gli italiani e i siciliani sono in viaggio per le vacanze. Nella giornata di domenica sono in tanti in movimento per partire per un lungo viaggio, ma in particolare in tanti solo per una gita di un giorno. Sentiamo Emanuela Corsi. Noi andiamo in Calabria. Per quanti giorni? Per una settimana. Primo fine settimana di partenze. Scatta l'esodo estivo anche sulle strade e autostrade siciliane, dove in tanti si sono messi in viaggio per raggiungere le località delle vacanze. Andiamo a trovare la famiglia. Dove? In Toscana. Tanti hanno scelto di anticipare la partenza a venerdì, mentre molti altri andranno in vacanza più avanti, in agosto. Ad agosto ormai. Dove andate? Nelle vicinanze comunque, non andiamo molto lontano. Questa è la situazione a San Gregorio, Catania, dove il traffico è legato principalmente alle gite domenicali verso le località di mare. A mare, Taormina. C'è anche chi sceglie l'Etna. Stiamo andando al rifugio Bruneck sull'Etna. Almeno cambiamo alternativa, ogni tanto si cambia. Per trovare un po' di refrigerio non serve andare in montagna. Il grande caldo sarà in attenuazione in questi ultimi giorni di luglio, con le temperature che scenderanno sotto i 30 gradi in molte città siciliane. Ma la percezione del caldo ancora resta. Caldo, caldissimo, ma non penso che scendono. No. Penso che s'acqua. Le nuove regole sui liquidi dei bagagli a mano che consentiranno di trasportare all'interno del bagaglio confezioni superiori ai 100 millilitri attualmente sono applicate negli aeroporti nazionali di Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, Bologna, Torino. Lo rende noto l'ENAC. Questi scali, si precisa, hanno già in dotazione scanner di nuova generazione. In tutti gli altri scali, pertanto aggiunge l'ENAC, restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina. Adesso a Catania per un servizio che riguarda una serie di segnalazioni che sono arrivati alla nostra linea WhatsApp. Parliamo di pali dell'illuminazione, di semafori ricoperti dalle chiome incolte degli alberi. Numerose, come vi dicevo, le segnalazioni. Per la pericolosità di questa cosa è andato a constatare tutto per noi il nostro Tonino De Mana. Fanno ombra ed anche troppo, tanto da coprire pali dell'illuminazione e semafori, rendendo pericoloso il passaggio di automobilisti, scooteristi e pedoni. Un esempio lampante arriva dalla circonvallazione di Catania, snodo cruciale della viabilità e spesso teatro di incidenti mortali. Prevenzione questa sconosciuta in un lungo tratto che va da Ognina alle porte di Mister Bianco, con diversi punti critici che necessitano un'attenzione da parte degli organi competenti. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 e molte sono concentrate proprio sui pericoli che derivano dalle chiome incolte degli alberi. I problemi maggiori riguardano i corpi illuminanti posti al centro della carreggiata, in questo caso manca la plafoniera all'altezza della salita di via Santa Sofia, invisibili anche i pali, qui siamo all'altezza del viale Uso di Mare, ed alcuni impianti semaforici in prossimità dell'imbocco di via Galermo per esempio. E non va meglio sul viale Fleming, dove da diverso tempo molti alberi non vengono potati e i rami avvolgono tutto. Pericoli dall'alto e dal basso, visto che alcuni cespugli invadono persino il marciapiede. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha soccorso 2 ragazzi dispersi sul versante sud-ovest dell'Etna, allertati dal 118. I volontari sono partiti da Nicolosi e, interloquendo con i 2 dispersi, hanno compreso il luogo in cui si trovavano. In poco meno di un'ora sono stati raggiunti e messi in salvo. I ragazzi indossavano calzature non idonee ed erano sovraccarichi di attrezzature che ne hanno limitato la capacità di movimento. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi vi mostreremo l'apertura di quella che è la prima casa di comunità nel paese ed è in Sicilia, a Patti. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, l'ASP di Messina ha inaugurato la prima casa comunità hub d'Italia proprio nel messinese, a Patti. Si tratta di uno dei punti cardini della nuova rete sanitaria. Francesco Triolo. La prima casa di comunità hub d'Italia realizzata con i fondi del PNRR è a Patti. A realizzarla è stata l'ASP di Messina, seguendo l'evoluzione del modello organizzativo dell'assistenza di prossimità che ottimizza l'offerta sociosanitaria locale. La struttura funge da punto unico di accesso per attività di prevenzione, cura e riabilitazione e si rivolge in particolare alle persone fragili affette da patologie croniche o in condizioni di disagio sociale. Abbiamo voluto aprire una struttura e riempirla di professionisti che potranno garantire e offrire
assistenza sanitaria all'utenza che già vediamo numerosa qui presente e che credo che in questi giorni si implementerà. Concepite per integrare prestazioni mediche e servizi di supporto, le case di comunità intendono facilitare la continuità assistenziale sul territorio. Saranno operative H24 e rappresentano uno dei punti centrali della nuova riorganizzazione del sistema sanitario. È un presidio di continuità assistenziale, quindi che stabilirà la possibilità di prendersi in carico il paziente e poi solo ove questo debba manifestare delle condizioni di particolare necessità, naturalmente assegnarlo ad un pronto soccorso, magari ad un pronto soccorso di un ospedale che si trova nello stesso territorio. Adesso lo spettacolo, gran finale ieri al Gattopardo Cine Festival di Ciminna alle porte di Palermo. Consegnato il premio alla carriera a Giancarlo Giannini, che ha rivelato di amare la Sicilia e di riscoprirla ogni volta. Giusy Lazzara. Si rivive la magia del Gran Ballo del Gattopardo nel festival dedicato al capolavoro cinematografico di Visconti ispirato al romanzo di Tomasi di Lampedusa. Gran finale ieri sera a Ciminna, alle porte di Palermo, dove furono girate molte delle scene del Gattopardo. 6 giorni intensi per il Cinefestival che ha assegnato il premio alla carriera all'attore Giancarlo Giannini. Una volta che torno c'è sempre qualcosa di nuovo, perché la Sicilia è come un fiore che sboccia, poi torna, poi sboccia di nuovo, eccetera, c'è sempre dei bellissimi colori. Si emoziona ancora l'attore che ricorda il suo personaggio Mimì metallurgico ambientato proprio in Sicilia. Ma perché? Caglia! Trascinaste in fango! Sono molto legato a Mimì metallurgico anche perché la trasformazione del personaggio anche fisicamente è stata notevole. Pensare, la Vertemur mi ha fatto la permanente elettrica che già non c'è più, sai cosa vuol dire la permanente elettrica? Che mi ha fatto tutti i ricci, le cose. Tra antico e nuovo con la proiezione del video mapping di Elisa Anieli, che ha trasformato la facciata della chiesa madre in uno spazio visivo, simbolo della fusione tra passato e contemporaneità, che anima da sempre lo spirito del festival guidato da Sergio Del Rio. Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio, ultimi giorni di ritiro per il Palermo e intanto si pensa ancora al mercato. Sentiamo Marco Gullà. Ultime battute di ritiro, poi sarà tempo di primo bilancio, in attesa di ripartire da Torretta in vista degli impegni ufficiali di agosto e dell'amichevole contro il Manchester City. La roadmap del Palermo. Il Palermo cresce parallelamente ai dettami tattici di Inzaghi. Il tecnico sta anche lavorando sull'aspetto mentale e in conferenza stampa qualche giorno fa è stato abbastanza chiaro: chi non corre è fuori. Mercato, nodo portiere. I riflettori restano puntati su Alfred Gomis, l'estremo difensore senegalese. Ha finora dato risposte positive, ma la dirigenza rosanero non ha ancora sciolto le riserve sulla sua conferma come titolare. Nel caso si decida di puntare su Gomis, il Palermo è pronto a intervenire sul mercato per affiancargli un secondo affidabile. In cima alla lista ci sono Lezzerini e Vasquez, entrambi attualmente senza contratto. E poi difesa, serve un under. Il nome che piace di più è quello di Obaretin, difensore classe 2003 del Napoli. Il suo arrivo servirebbe a garantire profondità e prospettiva alla linea arretrata. Intanto c'è una novità dal mercato che riguarda proprio il Palermo. Il difensore Mattia Bani è un nuovo calciatore rosanero. Dopo una lunga trattativa ha lasciato il Genoa, ha firmato con la società rosanero un contratto di 3 anni con l'opzione di un'altra stagione in caso di promozione in Serie A. Classe 1993, dopo 4 stagioni con la maglia del Grifone, Bani ha già lasciato il ritiro del club ligure per aggregarsi alla formazione allenata da Filippo Inzaghi. Per il Catania, dunque, siamo alla Serie C, il Catania Norcia, oggi una domenica di riposo. Intanto è in arrivo il difensore austriaco Martic. Sentiamo.
L'attese per il sorteggio dei calendari di Serie C, ma a tenere banco sono calciomercato e ritiri. Seconda domenica di riposo per il Catania a Norcia, prima dell'inizio della terza e ultima settimana di allenamenti. Imminente l'arrivo in ritiro del difensore austriaco, ma all'occorrenza anche centrocampista, Manuel Martic, 30 anni, che firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo. Il club rossazzurro segue la trattativa con la Ternana per i centrocampisti Andrea Vallocchia, 235 partite e 11 gol in carriera, e Salvatore Aloi, 289 presenze e 19 reti, il primo sotto contratto, il secondo in scadenza. Catania alla finestra, ma non si escludono, come per l'attacco, nomi a sorpresa seguiti sotto traccia. Il Trapani ha richiesto di disputare la prima giornata di campionato in trasferta per i lavori allo stadio provinciale. La squadra proseguirà gli allenamenti a Troina sino al 31 luglio e dopo una breve sosta si ritroverà il 4 agosto a Valderice. Anche il Siracusa ha chiesto l'esordio in C lontano dal De Simone. Attese novità di mercato in tutti i reparti. Dopo le cessioni di Sarao e di Grazia, interessamento per l'attaccante ex Latina Mastroianni, mentre il serbo Bocic ha un ingaggio che non rientra nei parametri della società azzurra. Amichevole casalinga il 2 agosto con il Niscemi. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi auguro naturalmente una buona serata.